Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, informazione del pomeriggio con infofriulitv.net in versione come sempre audio video giornale. Apriamo subito con un servizio da Gorizia in merito al sequestro di mascherine. I finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia stanno eseguendo presso le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia il sequestro di 9 tipi di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie inefficaci, in quanto non conformi agli standard previsti per la classificazione che riportavano. I modelli di mascherine classificati KN95, FFP2 e FFP3, che sono risultati privi dei requisiti necessari per essere considerati dispositivi di protezione, sono stati acquistati dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza per essere distribuiti ad infermieri, medici e il servizio presso la RSA e le strutture sanitarie regionali, ivi comprese quelle dedicate al Covid. Nel dettaglio, le menzionate mascherine venivano distribuite finanche agli equipaggi delle ambulanze, ai caregiver e agli operatori sanitari all'assistenza domiciliare, nonché a quanti impegnati nelle stanze di degenza di pazienti risultati positivi al Covid, sale operatorie e aree interventistiche. Tutte le mascherine in questione sono state validate per effetto delle semplificazioni istruttorie previste dalla normativa emergenziale, che ha derogato ai ben più rigorosi standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, mediante la sola analisi della documentazione fornita dai produttori cinesi e successivamente rilevatisi non veritiera. Sono in corso gli accertamenti necessari per individuare responsabilità nella catena di approvvigionamento e quantificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o siano tuttora in uso su tutto il territorio nazionale. L'attività si inquadra nel quotidiano lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, teso alla tutela e protezione del cittadino, anche nei luoghi di lavoro, da prodotti insicuri o recanti false indicazioni, oltre che alla verifica del corretto impiego dei fondi pubblici. Andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, perché oggi su 6.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 487 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,76%. Sono inoltre 2.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 206 casi pari all'8,02%. I decessi sono 9, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 19 febbraio scorso. Terapie intensive sono 62, mentre quelli nati ai reparti 386. I decessi complessivamente ammontano a 2.866, i totalmente guariti sono 62.655, i clinicamente guariti 2.080, le persone in isolamento 10.107. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 78.156, in questo gruppo fanno parte anche 900 da fuori regione. E adesso andiamo alla Tisana. I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno arrestato un ragazzo di 22 anni responsabile di aver gestito nella propria abitazione un vero e proprio bazar della droga. Nel corso dell'intervento le Fiamme Gialle hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 di marijuana, 12,5 grammi di hashish, semi e polline di marijuana, Kiev, nonché alcune boccette comprese di metadone e farmaci. L'attività è condotta dai colleghi della Compagnia di San Giorgio, con l'ausilio delle unità cinofile. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti operanti nel confronto di diversi giovani assuntori residenti nella Bassa Friulana. Da qui, attraverso un capillare attento controllo del territorio, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la filiera della droga, individuando il comune fornitore.
L'arrestato forniva ai clienti, mediante l'utilizzo di un contenitore legato a una corda, che veniva calato, pensate, dalla finestra dell'abitazione per raccogliere il pagamento in denaro e al contempo consegnare la merce. Dopo l'arresto, il 22enne è stato tradotto al carcere di Udine. Ulteriori accertamenti in corso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine. Lunedì prossimo alle 11:30 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone Udine, nella sede udinese, sarà presentato un importante progetto per sostenere il commercio nelle aree più interne della montagna. Il progetto si chiama Identity Card e capofila il comune di Rigolato, dove partirà l'iniziativa, oltre che a Trepoli Gosullo. L'iniziativa, che consiste in un'azione mirata per permettere alle famiglie di questi territori di avere uno sconto immediato del 15% sull'acquisto dei beni di prima necessità, potrà rappresentare una sorta di progetto pilota da estendere anche in altre aree dove i negozi di prossimità sono più in difficoltà. Parliamo invece di un'altra iniziativa, la maternità, una palestra per nuove competenze. È il titolo di un workshop online organizzato per venerdì prossimo dalle 11 alle 12:30 dalla UIL del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Auxilia, allo scopo di porre all'attenzione del mondo datoriale, dei lavoratori e loro rappresentanze, il tema della centralità delle competenze di vita, le cosiddette soft skills. E adesso andiamo a Udine. Sono giunti al termine lavori avviati a fine 2020 per la sicurezza idraulica di due importanti arterie cittadine. L'amministrazione di Udine è intervenuta in Viale Palmanova per la manutenzione e riprofilatura di 2,5 km di fossi di captazione e smaltimento delle acque meteoriche, realizzando ex novo anche alcuni tratti di canali interrati che negli anni avevano ceduto e che causavano problemi alle abitazioni limitrofe. Allo stesso tempo l'opera ha permesso di realizzare 250 metri di fosso drenante in via della Cace lungo un tratto della ciclovia Alpe Adria che da anni era oggetto di segnalazioni e criticità legate ai continui allagamenti. Qui si è intervenuti anche sul manto stradale lungo l'intera via con una nuova stesura di materiale e una pendenza adeguata per lo scolo delle acque. Il tutto nel pieno rispetto del contesto naturale, in quanto i gelsi presenti non sono stati tagliati, bensì spostati di alcuni metri, ricostruendo e migliorando un filare esistente, mentre i materiali e le superfici sono rimasti completamente naturali. Un intervento apparentemente semplice che però ha richiesto analisi chimiche dei terreni, indagini di permeabilità del fondo e calcoli idrologi per il dimensionamento. L'investimento complessivo, che somma gli interventi di Viale Palmanova e Via della Cace, ammonta a 200.000 euro, con un ritorno rilevante in termini di sicurezza idrologica, tutela delle abitazioni private, fruibilità della ciclovia e qualità dell'ambiente. Termina qui questa edizione giorno. Per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, vediamo appuntamento poco dopo le 22:45 con l'edizione notte. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to
Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests, sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well.